c'è maggiore libertà da parte dell'interprete. Andando avanti, troviamo invece l'eliminazione totale del rigo. Cioè questo è un brano per organo scritto da Gheorghe Ligeti intorno agli anni 60. Qui il rigo musicale non esiste più, ci sono solo una serie di macchie che vanno interpretate dall'organista come cluster. Cluster significa grappolo, cioè questo è un cluster, cioè un grappolo di note. Si può fare sui tasti neri, sui tasti bianchi oppure tutto assieme. E adesso vi mostrerò qualche esempio. Non si parla più di rumore, perché il rumore è un'accezione negativa, ma si parla di suono indeterminato. Quindi il suono indeterminato è dato da un cluster oppure da uno strumento a percussione che non dà una nota precisa. Tornando al corso di 16 ore, che poi sono diventate 15, dovevo inventarmi un sistema affinché chi non avesse mai improvvisato potesse riuscire a fare qualcosa. Quindi mi sono reso conto fin da subito che usare lo strumento proprio, lo strumento personale, era difficile, troppo difficile, perché se uno suona la tromba, studia la tromba o il violino, è abituato a mettersi davanti a uno spartito e a suonare quello che è scritto lì. Quindi ho presentato il pianoforte come macchina sonora, macchina da produrre suoni. Allora, il pianoforte può spaventare perché c'è una lunga tastiera, però se noi immaginiamo di togliere tutti i tasti bianchi e restare solo con i tasti neri, abbiamo un accordo di suoni che più o meno vanno tutti d'accordo. Ci sono delle dissonanze, se prese singolarmente, due note. Questo dà un senso di moto che ha bisogno di una risoluzione. Ma se noi le suoniamo tutti assieme, l'accordo di tutti questi suoni si può definire anche consonanza. Quindi, prendendo uno studente che suona un altro strumento, gli dico: tu immagina di avere solamente i tasti neri. Questa scala si chiama scala pentafonica ed è una scala che ricorda la musica orientale. Naturalmente la sensibilità degli studiosi europei, della cultura europea, ha voluto classificarla subito. Come è nata, da che cosa viene? Allora, gli studiosi europei hanno detto: beh, si tratta di una serie di quinte: Do, Sol, Re, La, Mi, che messe vicine mi dà Do, Sol, Re, La, Mi. Ma io non credo che un pescatore o un contadino cinese di 3000 anni fa abbia pensato a una serie di quinte per poi raggrupparle vicine. Semplicemente si tratta di una scala facile. Una scala che è facile da intonare, da cantare, da suonare magari con un pezzo di canna intagliato a mo' di flauto. Quindi suonare sui tasti neri solamente è abbastanza facile.
Adesso un esempio musicale può essere un viaggio in Cina. Andiamo in Cina, abbiamo pagato l'agenzia di viaggi e compreso nel prezzo c'è una gita su una chiatta sul fiume cinese. La chiatta sul fiume cinese che scorre lentamente come il paesaggio, però all'orizzonte ci possono essere delle nuvole. Sembra che sia un temporale che si stia avvicinando. In questo caso il temporale se n'è andato e noi proseguiamo e alla sera andiamo a mangiare il pesce. Adesso vi propongo la stessa navigazione ma con un finale diverso e lascio a voi interpretarlo come sarà finito. Questo può essere... Allora, tutto questo deve avere uno scopo e io ho sempre detto a chi improvvisa a questo corso, voi dovete immaginare di sonorizzare una scena di un film oppure una scena di un cortometraggio o uno spot pubblicitario. Questo è lo scopo che io do sempre, cioè sonorizza. Se dobbiamo fare una pubblicità del mulino bianco, per modo di dire, o rosso, sarà una musica dolce. Senza cluster, senza... In sostanza si deve suonare almeno per un 30 secondi. Questi 30 secondi servono come base musicale per uno spot pubblicitario. Ecco, questo era lo scopo del corso, per il quale io ho fatto, questo è uno degli esempi, poi ci sono altre tecniche sempre facili, facilitate, per permettere a gente che non ha mai improvvisato di riuscire a suonare almeno 30 secondi improvvisando. Ecco, io ho finito.